No, aspetta, che ci manca il secondo. Mettere il secondo. Patti, tu secondo c'è. Ci troviamo presso gli asili notturni, che sono una onlus che si occupa di servizi per le persone che vertono in una situazione di forte marginalità. Sono tanti servizi che noi riusciamo a dare. Abbiamo incominciato con un dormitorio che è in assoluto l'attività più antica degli asili. Pensate che è incominciata nel 1889, quindi ha una storia ultrasecolare, per poi ampliarsi con una mensa sempre per le persone in difficoltà, quindi un poliambulatorio medico con annesso anche dei servizi specialistici come lo studio oculistico, come il centro psichico, dove lavorano degli psicologi e degli psicoterapeuti per l'ascolto alla persona e per aiutarli nei momenti di difficoltà, soprattutto rispetto alle crisi di depressione o di scoraggiamento, perché la crisi sociale si fa sentire ogni giorno un pochino di più, e quindi anche una struttura che è nata da una costola degli asili notturni che si chiama Piccolo Cosmo, che è la più grande struttura di accoglienza gratuita per i familiari dei malati e dei malati stessi che magari abitano in città molto distanti da Torino e che devono fare delle cure magari anche portate per lungo tempo nella città di Torino. I numeri sono molto importanti, nel dormitorio abbiamo circa 8.000 presenze all'anno, la mensa riesce a distribuire qualcosa come 100.000 pasti all'anno, di cui 60.000 caldi, ed è soprattutto un servizio serale. Perché serale? Perché nel terzo settore, là dove si opera per cercare di usare, di aiutare le persone in difficoltà, bisogna cercare di dare dei servizi che siano complementari e non in concorrenza con quelli che danno le altre strutture. Nella città di Torino, per fortuna, i pranzi e quindi la possibilità di sbarcare in orario e riempirsi la pancia a pranzo è possibile, mentre invece la sera è un po' scoperto il servizio di mensa. Dottor Forgetti, che risultati si attende la città di Torino dal progetto PROS? Noi ci aspettiamo una grande vogliamo cercare di capire, forse questo progetto quanta forza, quanto valore e quante risorse in questa città si sviluppano attorno alla città. Se ne fa un gran parlare, questa città ha tantissimi anni impegnata ma non siamo mai riusciti a capire in realtà, forse potremmo dire qual è il PIL della solidarietà di questa città. Sappiamo esserci molti, non sappiamo dire molto, siamo in grado di dire più o meno quanti sono i volontari, siamo in grado anche di distribuire sulle varie località, ma non siamo, forse siamo anche in grado di capire quanti cittadini riusciamo a seguire, ma non siamo in grado per misurare gli effetti di ricaduta e di coesione sociale che il volontariato riesce a affermare su questa città. Questo progetto ci fa intuire la possibilità di cominciare a regolare alcuni passaggi attraverso meccanismi anche di raccolta dei dati che ci permettono di cominciare a studiare questo. Per noi è importantissimo perché noi non possiamo fare nessuna grande città, ma nessuna comunità può fare meno la risorsa monetaria dei giovani che la loro organizzazione siamo di fronte quindi ad una cifra sociale che merita di essere ragionata. Lei ha parlato di PIL poco fa, quindi secondo lei è possibile ipotizzare lo scambio non monetario con la città di volontariato? È la nostra ambizione, noi stiamo riflettendo da tempo attorno alla necessità che associare il volontariato, la sussidiarietà al solo spontaneismo intanto non è sufficiente. Noi abbiamo bisogno che i volontari, le persone che ogni giorno hanno vissuto la loro condizione, censo, politiche, religiose, decide di mettersi a disposizione di chi sta male, chi ha dei problemi, deve essere riconosciuto la città, in qualche modo la città deve riconoscere. Il punto è come possiamo riconoscere quelle moltissime donne, uomini, giovani e anche in molti casi anche molto giovani
riusciamo a spiegare loro che la città sa che ci sono, li conosce, ha bisogno di loro e li ringrazia. E abbiamo bisogno di cominciare anche a riflettere attorno al fatto che tra il volontariato e le istituzioni si crei un patto. Ci sono molti punti di parte, ci sono molte norme, molte regole, molti provvedimenti anche che si possono, di carattere formale che si possono realizzare. Però forse anche l'idea che la città si ponga l'obiettivo di restituire a chi generosamente offre qualcosa, restituire tanto generosamente qualcosa che nel giorno seguente ci pare un passaggio che dobbiamo usare. Non è semplicissimo, non è semplice perché dobbiamo tenere a mente che il volontariato va difeso in quanto attività spontanea di generosità, ma da qui a far finta di non sapere che ci sono contandoci in ogni caso, perché potremmo fare meno, bene passa ancora. E per cui stiamo riflettendo